Cos'è successo, amico interista? Si è andato fuori la Coppa Italia, è stato Ciro Mertens, quello che veniva a Milano. C'è qualcosa che capita al San Paolo quando Mertens sta mette piano piano. Ma buonasera a tutti amici, da Napoli 87, voglio, si gode il nostro Napoli, pareggia 1-1, pronostico azzeccato da Napoli, gol di Eriksen. Risposta di Ciro Mertens per chiuderla in bellezza e portarci in finale di Coppa Italia, che si giocherà mercoledì contro la Juventus. Ma parliamo della partita. Il Napoli, primo tempo disastroso, l'ho visto veramente in difficoltà, un Inter che ha pressato da subito e infatti l'Inter al terzo minuto trova subito gol con Eriksen, un gol però dove c'è tanto di colpa di Ospina, ma anche di Politano che si trova sulla traiettoria, bevea così poco che poi Ospina, però fare una mezza palla per mezzo di piede, se la fa passare, un tiro che poteva evitare quel golaccio, che la figura è merda. Ospina nel secondo tempo si rifà, perché fa tanto di parate, salva il Napoli, prima su Eriksen, poi su Lukaku, poi su Brozovic, quante parate ha fatto, insomma ha fatto tante parate su Candreva. Ospina è stato un usante stasera, lo dobbiamo fare santo a Napoli, avete capito? Sì, ha fatto fare il primo gol, ma dopo si è dimostrato il migliore in campo. Per le paratone che ha fatto Santa Birra alla Ospina, perché veramente tanta roba. Mi è piaciuto tantissimo Maksimovic, che veramente stasera Lukaku è veramente sembrato un capo, perché non toccava palla, come si girava, si trovava sempre Maksimovic sulla traiettoria. Fisicamente, anche Koulibaly, partita spettacolare. In difficoltà nel primo tempo, ma nel secondo tempo anche Koulibaly, grande partita, ma secondo me Maksimovic il migliore in fase difensiva, migliore in fase offensiva, Insigne per il gol di Mertens, sempre propositivo, anche in fase difensiva, non sbagliava un passaggio, Napoli trova gol al 40esimo, nonostante le difficoltà, su un contropiede, perfetto di Insigne, che Insigne si fa trovare in linea con i giocatori, si brucia sia Young che lo stesso difensore centrale, non mi ricordo se è De Vrij o Skriniar, che deve solo spingerla dentro, è pareggio del Napoli al 40esimo. Nonostante le difficoltà troviamo il pareggio, secondo tempo grande Napoli, un grande Napoli con cattiveria propositiva in avanti, veramente ha creato con lo stesso Insigne, con Mertens, qualche occasione l'abbiamo avuto, sì, però le occasioni più grandi le ha avute l'Inter. L'Inter, sotto porta ha creato molto di più del Napoli, che nel secondo tempo ancora è andata vicino al gol con Eriksen un paio di volte, che Eriksen il migliore dell'Inter secondo me, anche Candreva ha fatto una grande partita spingendo tanto, Young ci stava l'espulsione, ha fatto un fallaccio, un'entrata bruttissima, ora non mi ricordo su che giocatore, comunque andava espulso Young, così come ha fatto un'entrata brutta anche Fabian Ruiz, però se non butti fuori Young non devi buttare fuori nemmeno Fabian Ruiz. Ho fatto sta che godo perché il Napoli ha sofferto ma ha saputo vincere da grande squadra, perché le partite le soffri ma le vinci pure, e il Napoli stasera ha fatto questo, si è dimostrato una grande squadra. Demme, personalità a centrocampo, non ha fatto nulla di straordinario Demme, però è stato sempre lì, il passaggio per allargare, si è fatto trovare sempre propositiva anche in fase difensiva, in fase offensiva, è andato Fabian Ruiz, abbiamo visto qualcosa, Zielinski primo tempo deludente, secondo me secondo tempo meglio, da parte dell'Inter Lukaku spento, secondo me meglio nel primo tempo, secondo tempo un po' spentino, Lautaro si è fatto vedere più o meno, Sanchez come è entrato mi è sembrato molto bene in partita, ha fatto anche un tiro dove mi ha fatto cagare sotto, a dire la verità. Alla fine, ci stava anche il pareggio, perché il Napoli, per come ha fatto la prestazione, non mi ha convinto il primo tempo, secondo tempo meglio, però abbiamo sofferto troppo, abbiamo concesso troppo sulle fasce da Candreva e Ashley Young, che crossavano tanto. Infatti nel primo tempo Di Lorenzo è lo stesso Isai disastrosi, secondo me, secondo tempo meglio, ma primo tempo disastrosi. Secondo me c'è stata la voce che Gattuso se l'è mangiato, Di Lorenzo e Isai hanno fatto tutta un'altra partita nel secondo tempo. Cagliacone, vabbè, in fuorigioco, però si era divorato il gol, da solo, e niente, sto godendo, il Napoli ha pareggiato 1-1 nel primo tempo, finisce la partita così, nonostante tante occasioni dell'Inter, e per questo godo ancora di più. Niente, lasciate tanti mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoli l'87 ed iscrivetevi al canale Ciruz Mertens. Sai che ha fatto? Lo sai che ha fatto Ciruz Mertens? Prima si era preso casa a Milano, poi a Napoli, Milano, è venuto a Napoli,
O pallone, mi si dà potuto portare a Milano, che sta fatta, ne capito, voglio. Buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napalessa!